Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, lunedì 2 febbraio, ultimo giorno di mercato e diamo il buongiorno anche a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti, buon febbraio. Buon ultimo giorno di mercato. Già ieri. Buon ultimo giorno di mercato, finalmente finisce questa Esatto. agonia, questo strazio. So che lo diciamo sempre, però è vero. È la verità. Può sembrare una cosa detta così tanto però vi assicuro. Vedo anche dai commenti, insomma, ce ne sono già tantissimi. Allora, faccio ben trovato, buongiorno, gennaio da incorniciare, firmo subito per 3 gol alla Roma e successivi 3 punti. Perché 2 buongiorno a Pier Giorgio. O anche 1 se basta, come l'ha andata. Ma anche 0-1 al 92esimo, va bene uguale. Corrado si tiene sempre basso. Esatto. Sempre... Luperto non si tocca almeno fino a giugno. Buongiorno a tutti, Damiano, buongiorno cari. La prima sulle voci di cessione di Luperto e Zappa, la seconda la vostra opinione sulle richieste di Esposito di giorni liberi al mister. Vabbè, ma quello era ironico. Ma chi è che dà 6 giorni di riposo in pieno campionato? Sul secondo sicuramente ironico. Sul primo lascio la parola al direttore. Scusami, domenica, lunedì, martedì sono 3 giorni pieni. La serata di sabato e la mattina di mercoledì sono 4 giorni. La serata di sabato è finita a mezzanotte e mezzo. Sì, però nel senso, considerato il fatto che il giorno dopo non ti devi allenare, puoi anche mangiare un po' di più, bere qualcosa, insomma, comunque va meglio, ecco. Certo, ma non 6 sono troppi. Ci mancherebbe. Sì, invece perché era un giorno per ogni punto. Il Cagliari ha fatto 2 vittorie, 6 punti, quindi 6 giorni. Ma è ovvio che era ironico. Poi sì, da qui fino alla gara. Dai. Esatto. A Roma vanno altri a giocare. Vabbè, di cosa dobbiamo parlare oggi? Beh, allora, la prima sulle voci di cessione di Luperto e Zappa. Insomma, oggi Molto sicuramente bene. di mercato. Poi arriverà alle 10:10 Andreassini, si parlerà di Dinamo di Torres e poi alle 10:40 arriverà Vincenzo Di Monte e anche lì andremo un po' a parlare di Cagliari, mercato, insomma, tutto quello che deriva in questa settimana, prima settimana di febbraio, che porterà il Cagliari a giocare di lunedì allo Stadio Olimpico contro la Roma di Gasperini. Yes. Vabbè, allora iniziamo a parlare di mercato, poi ovviamente ne parleremo abbondantemente anche dopo, e mi dispiace anche che insomma ci siano così tanti, toglieteci dubbi, sorprese negative, quant'altro. Questa è un po' la situazione dell'ultimo giorno. Già ieri sera avevamo scritto, erano le ultime ore di valutazione in casa Cagliari valutazioni dovute al fatto di avere una situazione di classifica che finalmente toglie un po' di acqua dalla gola del Cagliari, che permette di guardare al domani, al futuro, con un po' più di ottimismo e di serenità. Contemporaneamente sono arrivate offerte di un certo tipo per alcuni giocatori che fanno parte del gruppo Cagliari. Innanzitutto la prima in termini di tempo è stata quella del Napoli per Zappa, che si è informato
se Zappa fosse sul mercato, comunque fosse disponibile ad andare a Napoli a sostituire Di Lorenzo, che vi ricordo sabato pomeriggio si è fatto male, si pensava si fosse distrutto il ginocchio, invece per fortuna è soltanto una distorsione, quindi non operazione, quindi 1 mese e mezzo di recupero, e quindi il Napoli non ha necessità di fare un intervento subito, ecco, sul mercato in quel ruolo. Quindi si è fatta poi avanti la Fiorentina, che invece insiste, anche lì però c'è il discorso Gosens, che sembrava dovesse andare al Nottingham Forest, invece poi pare Ha aver rifiutato. rifiutato, e vedremo se in queste ore cambierà qualcosa. E poi l'ultima su Zé Pedro, questo ieri sera stiamo dicendo, no? Zé Sì, Pedro nel mirino dei brasiliani dell'Atletico Mineiro. Qualcuno diceva no, ma non si può fare perché ha già giocato con 2 maglie nella stessa stagione, ovvero Porto e Cagliari. È un ragionamento corretto fino a pagina 2, nel senso che in realtà il regolamento FIFA permette anche il terzo tesseramento quando si tratta di 2 società provenienti da 2 associazioni continentali diverse, quindi in questo caso UEFA e CONMEBOL, e soprattutto quando le stagioni del campionato iniziano in momenti diversi, quindi siccome il campionato brasiliano inizia in inverno-primavera, allora sarebbe possibile il tesseramento di Zé Pedro in Brasile. Si è aggiunta poi la notizia di Luperto. In questo momento, ma parleremo anche dopo ovviamente di Luperto, c'è un'offerta importante di 5 milioni della Cremonese per lui, e Cagliari e giocatore stanno valutando in maniera molto reale e concreta la possibilità di salutarsi. Però siccome vedo che c'è Andrea Sini, bisogna farlo entrare per salutarlo intanto. Ok. Andre, buon Ciao, lunedì, Andrea. buona settimana e bentornato. Ciao, Come stai? ciao a tutti. Tutto bene, tutto bene. Andrea. Mi date conferma che si sente, sì? Alla grande, Perfetto. perfettamente. Andre, insomma, intanto già ti abbiamo invitato nel weekend praticamente perfetto, no? Perché ha vinto il Cagliari, ha vinto la Torres, ha vinto la Dinamo, le 3 squadre della Sardegna, le 3 squadre professionistiche della Sardegna. Siamo veramente in linea, ma concentriamoci ovviamente sul discorso sassarese, perché questa vittoria della Torres, iniziamo ovviamente dalla vittoria della Torres a Terni, 2-0, è stata definita in vari modi, no? Impresa, perché comunque vincere sul campo della Ternana, io ieri quando ho visto la rosa che aveva a disposizione Liverani, ho detto mamma mia, vai anche in inferiorità numerica per un doppio giallo quantomeno discutibile, il primo, il secondo in realtà ci stava, il primo veramente incomprensibile. Ma secondo me vabbè, dai, dici, vai no, pure avanti. Sì, vai pure avanti. Aggiungo un'altra cosa, più che altro non intervieni secondo me così se sei già ammonito, cioè sai di essere già ammonito, perché comunque in Serie C sono sempre delle gestioni particolari anche a livello arbitrale. Comunque reggi, la Terana mette 18 attaccanti tutti insieme, trovi meritatamente il 2-0 e torni a casa ebbro di soddisfazione, mi viene da dire, perché veramente una vittoria che può svoltare la stagione della Torres, sei d'accordo? Sì, in teoria è la classica vittoria io ho parlato di sliding doors sul giornale, perché è la classica partita dove la porti a casa con le lacrime, il sangue e i cartellini rossi, però sono 3 punti di platino, soprattutto arrivano con una prestazione di cuore, di voglia e di testa, perché comunque gestire 60 e passa minuti di inferiorità numerica con una Ternana che attaccava con la bava alla bocca e che ha la rosa di cui parlavi tu, che ha un budget che sarà probabilmente 3 volte quello della Torres, eccetera, eccetera. Ecco, portarla a casa ti fa cambiare le prospettive, detto che la Torres arrivava comunque già da 7 risultati positivi. Ecco, questo è un po' spero non l'apice di questa rincorsa alla salvezza, chiaramente, però dopo tanti pareggini, no? Insomma, una sola vittoria in questo lasso di tempo e tanti pareggini, questa è una vittoria bella, importante, pesante. Ha vinto anche il Bran nel frattempo, quindi questo, insomma, la classifica non è così bella, però la Torres deve guardare solo esclusivamente se stessa, secondo me.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo visto tra l'altro anche subito i due nuovi acquisti, no? Baldi, arrivato dalla Juve Stabia, braccetto destro, bel fisico. Mi sembra di poter dire che si è sentita ieri la sua presenza in area di rigore, e poi anche di Sorrentino, autore dell'assist per Liviero. Come giudichi il loro esordio in maglia rossoblu? È facile dire molto positivo, estremamente positivo, però dico che Baldi, braccetto destro e poi anche braccetto sinistro, perché nel momento in cui È per vero, esigenze tattiche quando è uscito Nunziatini. esatto, Nunziatini espulso, fuori di Stefano e dentro Ida come braccetto destro, perché quello è il suo ruolo, lui ha giocato anche a sinistra, solido, i tre centrali secondo me hanno fatto una gran partita, e con tutta la mole di gioco e possesso palla che ha fatto la Ternana in realtà, e anche, aspetta, ci metto ovviamente le parate di San Zaccagno, in realtà non è che abbia concesso poi tantissimo la Torres, ecco, ci sono stati un paio di tiri da fuori. Secondo me la vera occasione solare gigantesca che ha avuto la Ternana è stata quella con Ferrante, che di testa a un metro dalla porta Sì, l'ha toccata di mano. la palla e poi l'ha toccata di mano. Ecco, Baldi quindi assolutamente promosso. Sorrentino è arrivato veramente sceso dalla nave, arrivato a mezzanotte, Direttamente in campo. arrivato a mezzanotte di giovedì sera a Sassari, quindi un allenamento, una rifinitura, 2 chiacchiere, e poi questo secondo tempo, secondo me, di qualità e di intelligenza. Chiaramente era completamente isolato in avanti, e ha dovuto fare quello che serviva in quel momento alla Torres, cercare di buttarsi su tutte le palle vaganti, e in una di queste, insomma, la sradicata dai piedi di un difensore ha servito a Liviero l'assist poi del 2-0. Quindi assolutamente positivo, chiaramente dovremmo valutarli, insomma, nelle prossime gare. Stiamo vedendo il rigore di Adam Diakité che ha aperto la partita. Ieri si scherzava anche con Roberto Pinna, diciamo, sbaglialo Adam ogni tanto un rigore decisivo, nel senso che poi alla fine, quando la Torres è in difficoltà, in un modo o nell'altro c'entra sempre Diakité, no? Cioè, c'è sempre lui che tira fuori, no? Dei gol pesanti. Tra l'altro attributi. lui ieri in una giornata di totale generosità, perché ha fatto un sacco di ripiegamenti difensivi, stava regalando un rigore alla Ternana che era stato concesso e poi revocato dopo il check, e Diakité è uno che c'è sempre, che ha 1000 difficoltà, che spesso non sta bene fisicamente, che ha problemi extracalcistici, ma è un totem totale, cioè un giocatore di totale affidamento, anche solo per 45 minuti, perché poi ieri all'intervallo Greco l'ha tirato via, però è un totem. Vediamo oggi col mercato se arriva un'altra punta che farebbe parecchio comodo alla Torres. Però per buttare dentro la rosa un paracarro inutile, non faccio i nomi dei precedenti, meglio niente, ecco, meglio andare avanti con un gruppo bello unito e compatto. Esatto, meglio si resta così. Tra l'altro poi ieri Diakité è colpito anche duro dal portiere, insomma, sul finale del primo tempo. Guarda, volevo farti la stessa domanda. Volevo farti la stessa identica domanda, perché io l'ho rivista un paio di volte. A me, sinceramente, il portiere era forse l'unico... Non può entrare così a piedi uniti e a martello sulla gamba. Sì, prende anche la palla, ma quello è un intervento. Prende tutto. Se lo fa un difensore è rosso in qualsiasi zona del campo. Certo. E lì era rigore, e anche se c'è rigore giallo, però per la pericolosità dell'intervento forse ci stava pure il rosso. Ho visto tantissime cose strane ieri a livello arbitrale, in positivo e in negativo, e mi sto facendo anche qualche domanda legata all'utilizzo del VAR, nel senso, si fa bene a controllare, io sono favorevolissimo alla tecnologia, però non è possibile che il gioco stia fermo 3 minuti in attesa che la panchina, in questo caso della Ternana, ma lo fanno tutte, si riguardi con calma sul tablet l'azione per valutare se è il caso di chiedere il cartellino. Allora, diamoci una tempistica ragionevole, perché già il calcio fa schifo, perché è un gioco che non si gioca più, ci sono tempi morti assolutamente insopportabili per chi lo guarda. Se ci aggiungiamo pure questo, onestamente è difficile stare allo stadio o stare davanti a una TV a guardare una partita. E su questo, Andre, ti aggiungo
ieri alla fine si è vista anche la differenza di piazza, nel senso che eri a Terni, una società abituata a fare la Serie B, quindi anche con infrastrutture da Serie B, anche riprese da Serie B. Ieri almeno si è capito direttamente dalle immagini, se ci pensi, ogni tipo di situazione in cui è stato chiamato l'FFS, l'immagine era chiara. Sì. Questo Immaginiamoci, ricordiamoci invece le altre partite, cioè Sì, sì. qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo. Non serve a nulla perché non aggiunge niente, anzi io spesso quando non lavoro vado a vedere la Torres in gradinata, quindi settore opposto, con i miei amici, con la birra in mano, insomma, con la vecchia maniera. E io spesso mi rendo conto che la percezione anche di un'azione su una chiamata arbitrale è completamente diversa, quindi vista da un lato ti sembra in un modo, poi l'arbitro la va a rivedere, ma l'inquadratura non aggiunge nulla a quello che lui ha già visto in campo. Quindi, quindi tutto questo ha senso se ci metti anche 2 telecamere in più, magari, ecco. È vero. No, guarda, è un tema. Adesso non ricordo una delle ultime partite, forse proprio a Pontedera, se non ricordo male. Comunque anche lì chiamate su, magari erano anche situazioni reali, cioè nel senso magari erano veramente falli da rigore, falli da espulsione e tutto, però con inquadrature impossibili, poi veramente perde anche di significato un po' l'utilizzo del mezzo. Il tema Zaccagni è un tema, Andre, però, perché ieri, se la Torres è uscita con la vittoria da un campo difficile come quello di Terni, contro una squadra, abbiamo parlato prima, no? Cioè, a un certo punto ha messo 5 punti, Leonardi, Dubicas, Pettinari, gente che ha fatto la Serie B, gente che ha fatto anche panchina in Serie A. Testa su calcio d'angolo. Esatto, le ha prese tutte, e ti chiedo quanto è fondamentale quando ti devi salvare, devi giocare alla morte ogni partita, avere dalla tua il portiere più forte del girone, lo possiamo dire? Uno dei più forti, non lo so se il più forte, uno dei più forti sicuramente, ma guarda, vai su di 2 categorie e tu pensa, portiere del Cagliari, quanta sicurezza trasmette alla squadra, quanto ti para le spalle nei momenti in cui veramente stai per affondare, e questo torna 2 categorie sotto, e Zaccagno è la stessa cosa per la Torres, perché ti dà una sicurezza totale, perché è un bomber messo tra i pali che ogni tanto ti fa un gol. Io anche l'altra volta, quando sono stato qua da voi, l'avevo definito così, e ieri pronti via, 3 minuti, vola sotto l'incrocio a tirar via il tiro di Maier, se non ricordo male, e te ne ha tirato via un altro po', è un gatto. Se avesse 5 centimetri in più, secondo me sarebbe in Serie A, ecco. Sì. Tra l'altro poi quando il telecronista ha detto Maier non segna da 3 anni e mezzo, ha detto non vorrà segnare proprio oggi, cioè, ha aspettato 3 anni e mezzo, aspetta un'altra settimana, figlio caro. La Torres non ha mai vinto a Terni, la Torres non batte la Ternana da 61 anni. Esatto. Però potrebbe essere la partita giusta. E prima di chiederti di Greco, perché chiaramente la mano di Greco oggi io sono stato ospite a Buongiorno Regione al TG3, TGR Sardegna, dalle 5:30, sì, in effetti, e mi è stata fatta la domanda quanto ha inciso il ritorno di Greco. Lo chiedo anche a te dopo, però, perché l'ultimo passaggio sui singoli, sui giocatori, è su Liviero, che ieri ha segnato il gol del definitivo 2-0, un giocatore che ha passato tanti mesi da separato in casa, fondamentalmente. Io, come sapete, vivo tra Cagliari e Alghero, mi è capitato spessissimo nelle mie passeggiate nel centro di Alghero di incontrarlo, lui con amici, compagni e quant'altro, e dentro di me ogni volta pensavo, ma dimmi tu, questo giocatore che abbiamo visto quanto può essere decisivo, quanto può essere forte, che sta qui mentre magari gli altri in questo momento sono in trasferta, stanno preparando per la partita. È tornato in gruppo, e Greco lo ha puntato su di lui di fatto come se fosse un nuovo acquisto da questo mercato di gennaio. Quanto è importante averlo recuperato a pieno titolo? È fondamentale, perché poi Liviero è uno che se c'è da giocare dall'inizio gioca dall'inizio, se c'è da entrare 6 minuti come ieri entra 6 minuti e fa il suo, è uno di esperienza, un ragazzo serio. È uno degli errori di quest'estate, secondo me. Forse la Torres, appunto,
puntava sui giovani, voleva svecchiare la rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Però lui è Zambataro, perché non dimentichiamo che Esatto, l'altro è anche Zambataro. stesso Sì. identico percorso. Ora, tu prima mi hai chiesto dei nuovi acquisti della Torres, che sono andati benino. Per ora i migliori acquisti, i migliori rinforzi della Torres degli ultimi mesi sono Zambataro e Liviero, che sono stati reintegrati in rosa già da un paio di mesi, uno da 2 mesi, uno da un mese, e sono ormai di nuovo punti fissi della squadra. Mi fa molto piacere per Liviero, so quanto insomma ha sofferto per questo, siamo vicini di casa, quindi ci vediamo. Lo vedi più di me. Lo merita perché è un ragazzo serio e perché in campo sai cosa ti può dare, sai cosa non ti può dare, ma insomma, le certezze ce le hai. Prima di passare la palla a Luca, che so che ha una domanda, andiamo su Greco, perché chiaramente il ritorno di Greco, abbiamo parlato in ogni modo, no, di quanta serenità, stabilità e anche consapevolezza di sé, secondo me, ha dato a questa squadra. Tu prima hai parlato giustamente della striscia positiva, l'unica, se non sbaglio, sconfitta quando c'è Greco è quella di Livorno. È vero, una squadra che forse vince ancora poco per quelle che sono le sue reali possibilità, però è difficile batterla, perché è una squadra che comunque non molla mai, è una squadra che di testa, di cuore e anche di gambe, cioè fino alla fine. Quanto è merito di questo signore? Moltissimo. Io non sono mai passato per un grandissimo estimatore, non sono un ellenista, sono appassionato di classici latini, ma non un ellenista. Meravigliosa questa è meravigliosa. No, merita il lunedì, diciamo, questa uscita. Però ad Alfonso, onestamente, cosa gli vuoi dire? E anche il modo in cui lui si è nuovamente calato in questa realtà. Lui è un disastro dal punto di vista comunicativo esterno, però è un fenomeno evidentemente nel modo in cui parla alla squadra, nel modo in cui ricostruisce pezzetti di certezze, ha fatto riprendere la squadra dell'ultima era, delle ultime settimane di pazienza. Non faceva 2 passaggi di fila, è stata 10 partite senza fare gol, ma non senza fare gol, senza fare tiri in porta. Ecco, lui ha ricostruito piano piano queste certezze, hanno ripreso a vedersi gli 1-2, i passaggi. A me non appassiona particolarmente la ragnatela di passaggi con la costruzione da dietro che Greco professava già dalla Serie D, però anche questo si evolve e lui per primo ha detto in una delle prime interviste da quando è tornato: ci sono dei momenti della partita nei quali la palla deve volare fuori dallo stadio e questo finalmente si vede, altrimenti non le porti a casa partite come quella di ieri a Terni. Quindi la Torres ha ripreso ad avere delle certezze e ci metto anche le rimonte, quindi dal punto di vista della mentalità lui ha ridato un coraggio a questa squadra, una forza e anche in qualche modo con lo staff in toto una forma fisica ben diversa da quella dei mesi scorsi. Ha cambiato completamente la Torres, ha cambiato la mentalità e poi quello che non è arrivato in queste ultime 10 partite dove anziché 8-7 pareggi ne potevano arrivare 3 e 5 vittorie, io credo che la Torres se le andrà a prendere più avanti, ha iniziato già ieri ad andare a prendersi questi punti che mancavano, quindi bravo Greco, sicuramente è cresciuto, lui è un Greco completamente diverso da quello dei tempi dell'Anusei, però conosce alla perfezione questo campionato, conosce alla perfezione i suoi uomini, infatti poi se vai a vedere l'11 titolare sono i suoi uomini, lui va in battaglia come faceva Meo Sacchetti o come faceva Pozzecco, lui va in battaglia con i suoi colonnelli, anche con le stampelle, no? È gente di cui si fida e va in guerra con loro, sempre, quindi chapeau. Prima di dare la palla a Luca, c'è il commento poi di Gianluca che dice: ma poi cosa vuoi costruire nel pantano con le rane del Vannissanna? Palla in cielo e ci abbracciamo, perché effettivamente anche il tema stadio sarebbe tema terreno, soprattutto sarebbe un altro tema molto molto complesso da affrontare in questo momento, ma ripeto, evidentemente appunto Greco che è una delle cose che possono migliorare, perché lui insiste poi diciamo così. Lo ricorda, insomma, magari la società poi lo sente, però insomma il campo è migliorato, considerate che in Sardegna sta piovendo ininterrottamente da 2 mesi e l'ultima partita in casa con un diluvio torrenziale il campo faceva schifo, però era meglio delle partite precedenti, quindi forse piano piano anche quel trend si sta invertendo. Pian pianino. Luca, ti direi di legare le due domande, quella di Gianluca infatti, e quella del Sassarese Medio.
Esatto. Perché sono due domande che alla fine Che- sono... Dirette. Vai. Allora, percentuale di salvezza diretta ora e poi invece Sassarese Medio dice: secondo voi, considerata la classifica, un'utopia puntare all'ultimo posto utile per i playoff? E guardando un po' la classifica, hai parlato Andre di tanti pareggi. La Torres è insieme al Gubbio la squadra che ha pareggiato di più, ben 11 volte. E il Gubbio più o meno sono 6 punti di stacco. Vedendo un po' anche questa vittoria a Terni, che non era assolutamente scontata, e vedendo un po' anche qual è il trend della Torres e di Greco, c'è la possibilità assoluta, già lo dicevi prima, adesso ancora di più, che la Torres possa salvarsi. Chiaramente deve trovare le vittorie, cioè quei pareggi devono diventare vittorie, non sconfitte, ma i 2 punti in più, la vittoria, sai, meglio 2 vittorie che 6 pareggi. Ok? E questo è il discorso, anche perché ti dà morale, c'è poco da fare. Io penso che questa vittoria in trasferta a Terni, la seconda dopo quella di Pontedera, dia sicuramente morale, un po' quello che succede nel calcio. Vincere aiuta a vincere, è una frase fatta, però è così. Allora, la risposta secca è sì. Secondo me la Torres per forza e per mentalità e per i punti che la classifica mostra, evidenzia, può agganciare i playoff. Però due cose. La prima è che innanzitutto deve salvarsi perché fare voli pindarici ora che siamo ai primi di febbraio in una situazione ancora... Cioè, guardando la classifica, se tu non sai che la Torres ieri ha vinto, dici la situazione è drammatica, e lo è. La seconda cosa è che questa cosa la possiamo dire noi, non deve secondo me passare minimamente dentro lo spogliatoio, la Torres non deve guardare minimamente la parte sinistra della classifica, deve guardare dietro, deve guardare appena su, deve pensare essenzialmente a salvarsi, però sì, mancano tantissime partite e mi sembra che siano, non vedo, ho lo schermo piccolino, ma 23, quindi 15. 23, 15. Quindi non è 15. tanto distante, ecco, quindi non è così distante la zona playoff, però secondo me la Torres davvero deve puntare a salvarsi, a divertirsi. Tenete presente che per come gira e per come è strano il calcio, una rincorsa come questa piace di più al pubblico di un secondo posto e un terzo posto che finiscono male. Ecco, il paradosso del calcio che è una tagliola, no? Che è uno sport allucinante, è questo, che la squadra dell'anno scorso è stata cancellata dalla memoria collettiva dopo il 7-1 con l'Atalanta, nonostante arrivasse da un secondo e da un terzo posto. E magari quella di quest'anno, che poi ha quasi tutti gli stessi interpreti, con questa rincorsa alla salvezza magari entrerà più nel cuore, nell'immaginario collettivo dei tifosi rossoblù. Staremo a vedere, lunghissima, esatto. Però salvezza, priorità salvezza assolutamente. Beh, certo. Sì, per chiudere il discorso, secondo me poi le altre che si trovano la Torres lì in questo momento, soprattutto con la vittoria di ieri, che, ripeto, al di là dei 3 punti, quello che convince è la solidità della prestazione, perché tu ieri avevi tutte le possibilità di naufragare, perché credo che sia abbastanza oggettivo dirlo, e invece non solo non hai naufragato, ma hai vinto, hai convinto. Ripeto, per le altre sarà un'ultima parte di campionato, secondo me, per quelle che stanno giocando la salvezza con la Torres, un'ultima parte di campionato complessa. Andre, chiudiamo questo collegamento con la Dinamo, perché ovviamente insomma bisogna dare atto anche al ritorno alla vittoria della squadra di Mersic, ieri 104-86 alla Palassera di Migni contro Cremona, gara che all'andata io ho visto insomma una delle beffe più brucianti probabilmente per quello che aveva fatto la squadra allora di Bulleri. Rientrano piano piano un po' di protagonisti, adesso stiamo vedendo chiaramente le foto di Achille Polonara che salutiamo, che tu hai avuto anche la fortuna insomma di intervistare settimana scorsa, e al di là di Polonara ovviamente il ritorno di Bui, il ritorno di Pullen, non il ritorno in campo, il ritorno a fare la partita, a fare il Pullen, a fare quello per cui è stato preso di fatto, no? Quantomeno a livello di punti, un grande Visconti, soprattutto ieri, insomma è stata una bella vittoria che serviva a questa squadra. Era una vittoria che serviva perché le cose si stavano nuovamente mettendo male dal punto di vista della classifica e dal punto di vista anche del gioco, però chiaramente quando stai per un mese con 4 stranieri fuori o 3 e uno è mezzo zoppo e l'altro gioca infiltrato eccetera, tutto diventa più difficile. Pullen
era stato per alcune partite una zavorra, secondo me, onestamente. Si sta rimettendo in carreggiata, ieri mi pare abbia fatto 19, ancora negativo il plus minus, significa che con lui non si difende e c'è qualcosa che non va, però insomma è tornato Sardar a bordo campo, che credo che al rientro dall'America abbia dato una leggerissima strigliatina all'ambiente, conoscendo il personaggio. La presenza di Polonara a bordo campo è fighissima ed è qualcosa di positivo per tutto l'ambiente, perché anche l'ambiente del palazzetto è cambiato dopo essersi incupito per un po' di tempo, e quindi vittoria importantissima anche per la classifica, perché poi ci sono risultati strani. Treviso ieri ha perso, ma se l'è giocata fino all'ultimo, quindi le squadre dietro non sono morte. Trapani è uscita di scena, c'è una sola retrocessione, però anche la Dinamo, che non è a 2 punti oggi dalla zona playoff, deve prima di tutto guardarsi le spalle, navigare veloce fuori da questa zona brutta, perché se guardiamo questa classifica anche oggi è brutta, no? Certo. Eppure i playoff sono soltanto 2 punti in su. Ieri è ribaltata la differenza canestri con Cremona, cosa importantissima. Tra l'altro tu dicevi della partita dell'andata, Cremona è una squadra di giovani, c'è Sasha, c'è Casarin, ci sono dei giovani che fanno anche un po' i fenomeni, e lo schiaffo dell'andata secondo me la Dinamo se lo ricordava, e ieri ci teneva a dargli una bella spazzolata. Sì, anche perché veramente è stata... sei passato il basket è così, lo sappiamo, però sei passato dal poter vincere una partita che in quel momento avrebbe cambiato probabilmente, forse chissà, non dico la stagione della Dinamo, però sicuramente quel momento, cioè avrebbe dato un qualcosa di più. Sì, l'era Bulleri sarebbe stata diversa, sarebbe durata un po' di più. Sì. Penso anch'io. Questa è la classifica appunto della Dinamo. Hai detto occhio dietro, però si può guardare anche avanti. Insomma, è un campionato strano comunque quello di quest'anno, perché il fatto di non avere una squadra a campionato in corso è un problema, perché poi è vero che da una parte ti toglie parte dei pensieri negativi perché c'è una retrocessione in meno, però poi alla fine secondo me va a falsare un po' il tutto. Quale sarà la difficoltà secondo te principale da qui in avanti per la squadra di Mersic? Per la Dinamo la continuità, che è sempre stato il problema, in questa stagione è sempre stato un problema, però nel primo mese di lavoro di Mersic e con la squadra al completo, la Dinamo ha fatto, mi sembra, 4 vittorie su 5, ecco, quindi secondo me ora col rientro di Johnson, con Bui che si stabilizza e tutto il resto, e con un po' di morale, insomma, non credo che avrà grossissimi problemi, però per il momento è giusto guardarsi le spalle. Insomma, è un campionato strano, è un campionato dove tutti possono vincere, dove tutti fanno punti quasi con tutti, e dove Brescia fa delle belle cose, come abbiamo visto. Sì, Brescia, anche Trento che ieri ha vinto in casa della Virtus, insomma un po' a sorpresa vista la differenza di classifica. Aggiungo anche, così a mo' di battuta, cioè, siccome vogliamo che Achille Polonara torni in campo, vogliamo che lo faccia in un momento di stagione, non dico tranquillissimo, perché poi magari ci si annoia pure, però insomma neanche da dover stare sempre lì con l'acqua alla gola, no Andre? Sì, l'importante è che lui rientri, dai, poi non penso che sarà possibile rivederlo questa stagione, perché per ricostruire un fisico come il suo di 2,5 m ci vorrà del tempo, bisogna che vada tutto bene, e, insomma, lui è sulla strada giusta, però ci vorrà del tempo. La cosa importante è che questa chance ce l'abbia e che possa concretizzarsi. Se poi sarà ad aprile, maggio o insomma la prossima stagione, non importa, l'importante è che ci si arrivi in qualche modo, se lo merita davvero. Ma sì, io penso che un paio di minuti, 1 minuto, 30 secondi almeno questa stagione glieli si debba dare, perché sarebbe veramente un messaggio meraviglioso per lo sport sardo, ma per lui in primis ovviamente. Noi facciamo chiaramente il tifo per l'uomo ancora prima che per lo sportivo. Andre, grazie, come sempre è un piacere chiacchierare con te. Lo salutiamo con questa frase di Gianluca, sì,
Sassari invece è più fan di Raffaello che di Caravaggio. Meraviglioso anche questo. Ellenista, questa te la sei chiamata, Andrea. Oggi No, è così. Io sono per le odi di Orazio, ero appassionato di quello. Esatto. Grande. Va bene, Andre, grazie davvero per essere Grazie stato a con voi. noi. Ci vediamo presto. Un È stato un piacere. abbraccio, buon lavoro e buona Ciao, settimana. Buon lavoro, ciao Andrea. Ciao. Ciao. Eccoci qua. Tac. Eccoci qua, sempre un piacere parlare con Andrea, che insomma si può parlare di tutto. È che oggi abbiamo parlato solo di Torres e Dinamo, potevamo parlare di mille altre cose. È veramente un piacere averlo con noi. Fatta questa doverosa parentesi su Torres e Dinamo, perché ripeto, non capita spesso di poter raccontare 3 vittorie nello stesso weekend per quanto riguarda le 3 squadre. Non vorrei che fosse la prima volta questa stagione. Non mi ricordo. Beh, allora, considerando il fatto che la Torres ha vinto pochissimo. Ne ha vinto 3 ne ha vinto. Quindi non è 2 col Pontedera. Anche la Dinamo e che anche la Dinamo abbia avuto un po' di difficoltà nel recente passato, non saprei, bisognerebbe controllare effettivamente se forse è la prima volta. Altre situazioni. Comunque, torniamo a parlare invece di Cagliari e di mercato, perché vedo che i commenti brulicano. Tra l'altro, ne approfittiamo anche adesso, lo ridiremo anche a fine puntata, però stasera 18:15 Cagliari Social Arena, 19:30 puntata speciale di 131 Market per la chiusura del calcio mercato. Vedo che ci ha raggiunto il secondo ospite di oggi, quindi ti pregherei di farlo entrare in diretta. Eccolo qua. Eccoti qua. Ciao Vince. Buonasera, buongiorno ragazzi. Già l'incipit è fantastico. Poi dietro col pappagallo mi sono alzato presto, ho già fatto tante cose, quindi la mia giornata volge al termine. Ok, ma chi è la new entry a fianco al pappagallino? Chi c'è dietro? Quello è Thor. Thor? Okay. Là c'è Thor, sì. Bene. Va bene, potremmo anche chiudere qua, direi. Esatto, dopo queste 3 perle, tra buonasera e Thor e il pappagallo, direi che potremmo chiudere. Ma siccome siamo delle persone serie, caro Vincenzo, intanto prima di parlare di mercato chiedo anche a te il commento su questo Cagliari Verona 4-0 roboante. Ho sentito chiaramente il tuo servizio mentre ero a Buongiorno Regione stamattina, però ecco, diciamolo anche a tutti quello che è il tuo pensiero. No, beh, interessante insomma che è tornato un 4-0 e, insomma, in Serie A, a dire la verità, ho fatto fatica ad andare a ritrovarlo, quindi mi sono accontentato dell'ultimo precedente, che era quello in Serie B nel 2023 con Ranieri in panchina. Naturalmente insomma è stata una vittoria importantissima in sé, perché si tratta di un'affermazione in uno scontro diretto che di fatto ci mette al riparo nei confronti del Verona in caso di arrivo a pari punti, perché all'andata si era pareggiato al Bentegodi. Ma ancora più importante insomma è aver dato una continuità a questa serie positiva, 3 vittorie consecutive. Anche lì insomma, per andare a trovare un precedente siamo andati un po' a ritroso nel tempo e dobbiamo tornare al 2021, quando in panchina c'era Semplici. Che dire, è un momento sicuramente molto positivo sotto molteplici aspetti. I meriti della squadra sono evidenti, però insomma anche delle circostanze favorevoli che non guastano. Alle volte insomma la fortuna toglie, alle volte la fortuna dà. In quest'ultimo periodo senz'altro ha dato, e è bene così, perché il Cagliari adesso si gode una classifica che effettivamente non dico che sia quasi definitiva, però se ci deve essere un anno buono per restare in Serie A piuttosto tranquillamente, eccolo, credo che sia arrivato. Luke? Ci sta assolutamente. È anche vero che comunque queste 3 vittorie importanti, Juventus, Fiorentina, Verona. L'ultimo 4-0, scusami se ti interrompo, l'ultimo 4-0 era il 4-0 col Chievo ad aprile 2017 in Serie A. Ecco, questa era l'ultima in Serie A. Squadra. Sì. Quindi, e mi ricordavo che era la squadra curioso l'altra squadra di Verona, certo, curioso. Assolutamente.
Dicevo, quindi sono state 3 vittorie importanti, 3 vittorie diverse. Diverse, Comunque erano naturalmente anche comunque tre tre vittorie squadre diverse completamente diverse. con Vai, la formazione, 3 vittorie diverse con la stessa formazione, perché abbiamo visto infatti. naturalmente un Cagliari, come dire, sulle barricate contro la Juventus, E ci stava. diciamo che è nell'ordine delle cose, insomma, Cioè, arriva una corazzata, tu sei una squadra che si deve salvare, ma questo non toglie nulla ai meriti del Cagliari nel portare a casa quella vittoria, perché una volta trovato il vantaggio, il Cagliari si è difeso con ordine, e per quanto la Juventus abbia avuto possesso palla e abbia concluso in porta, credo che a livello di XG i valori non siano molto importanti, soprattutto di big chance, in realtà non ha avuto clamorose palle gol, e questo per merito naturalmente della difesa del Cagliari, perché abbiamo visto la Juventus di Spalletti, insomma, anche ieri sul campo della Cremonese, è una Juventus che è cambiata moltissimo, insomma, in campionato, a maggior ragione nei confronti delle squadre della parte destra della classifica, insomma, non perdona niente a nessuno, quindi meriti al Cagliari che è riuscito a difendere con le unghie e con i denti quel vantaggio e portare a casa una vittoria meritata. Poi a Firenze, anche lì, stessa squadra, ma anche lì, insomma, un'interpretazione è diversa, un modulo che in maniera molto, molto liquida, insomma, distribuiva, insomma, cambiava la linea da 3 a 4 in difesa, come dire, un'impostazione molto sulla fase del contropiede, approfittando chiaramente del fatto che la Fiorentina, che sta messa veramente molto, molto male, nel momento in cui incontra il Cagliari, quindi sulla carta una formazione ben abbordabile per una compagine della qualità e della quantità dei viola, quanti giocatori hanno, quindi era costretta bene o male ad attaccare, insomma a cercare il gol, e il Cagliari fuori casa, del resto non era neanche alla Domus, fuori casa ha fatto la sua partita in contropiede ed è andato a guadagnarsi una vittoria meritatissima, proprio impostata con quella strategia. E poi è arrivato, diciamo, il calendario ha dato la mano, perché per dare continuità a queste 2 vittorie sicuramente c'era bisogno, insomma, di avere una partita da prendersi proprio non da come dire, non da vincere magari con qualche artifizio della giornata, ma proprio da prendersi, perché quella partita è mia, questa partita contro il Verona è in casa mia e io me la prendo, e quindi il calendario secondo me è stato benevole in questo caso, e il Cagliari, diciamo, poi andando a finire con questo 4-0 ha dato una bella iniezione di fiducia a tutto l'ambiente, e è una bellissima soddisfazione ai tifosi, che non erano nemmeno pochi sinceramente alla Domus, perché erano 15.700. Sinceramente mi aspettavo qualche defezione in più, visto anche il tempo, certo. sì, perché faceva molto freddo, continuava a piovere a sprazzi, e poi c'era la questione del parcheggio dello stadio che era inagibile. Sì. E quindi ha dato una grandissima gioia a chi sfidando le avversità ha comunque voluto presenziare ad un appuntamento importante, perché chiaro, non è questa la partita che dà al Cagliari la ragionevole certezza della permanenza in Serie A l'anno prossimo, ma non lo era nemmeno quella del Bentegodi l'anno scorso contro il Verona. Però di fatto sono 2 partite a loro modo diversamente, che costituiscono un bivio nella stagione del Cagliari. L'anno scorso, così come quest'anno, si va da una parte o dall'altra. Il Cagliari ha imboccato, diciamo, la direzione giusta a questo bivio, che insomma, con tutta probabilità dovrebbe condurre al mantenimento della categoria. Certo, non è ancora finita, però insomma, se non si resta in Serie A tranquillamente quest'anno, io mi domando quando potrà succedere. Eh sì, proprio su questo, anche perché rispetto allo scorso anno sono anche 2 periodi diversi, nel senso che l'anno scorso Verona era a poche giornate dalla fine, qui siamo a febbraio, è sicuramente un boost importante quello del Cagliari. Però andiamo un po' sul discorso dei singoli, perché l'abbiamo detto più volte, si è venuto più volte qua a Buongiorno 131, sul Kilixoi, che comunque è un giocatore che in tanti se ne parlava, se ne è chiesto tanto in conferenza stampa, ma quando arriva il suo momento, è entrato all'inizio, insomma, si vedeva che era quasi un pesce fuor d'acqua. Pisacca ha detto più volte la condizione, deve capire la lingua, deve capire i movimenti, però ecco, i 4 gol fino ad ora di Kilixoi, ne avevamo parlato anche nel pre-gara
e di sabato alla Domus, uno di destra, uno di sinistra, uno di testa e uno di mezza rovesciata, nonché una qualità tecnica difficile da trovare per una punta centrale. A Cagliari probabilmente forse non l'abbiamo mai vista, se non è negli anni 90 col primo Cagliari di Ranieri, col trio Sì. uruguaiano, quindi Daniel Fonseca mi viene a pensare. Beh, c'era Piniglia che segnava in rovesciata a Cagliari, no? Sì, però era meno tecnico secondo me. Sì, Piniglia. era meno tecnico. Era Mm. meno... Sì, no, Clixoy è chiaramente un giocatore che ha dei valori tecnici importanti, però quello che credo che sia abbastanza raro è la personalità definita che ha questo ragazzo, perché dobbiamo riconoscere, se io mi dovessi mettere nei suoi panni, se io dovessi tornare ai miei 20 anni e pensare che a un certo punto mi trovo trapiantato dall'altra parte d'Europa, in una realtà totalmente diversa in cui non capisco assolutamente quello che si dice e non ho neanche una lingua di mediazione, perché Clixoy non parla inglese, insomma, mi sentirei decisamente spaesato. E invece lui, chiaramente, dopo qualche mese di adattamento, sta dimostrando, insomma, che non solo possiede dei mezzi tecnici, ma addirittura possiede gli strumenti intellettivi e morali per metterli al servizio del gioco del calcio, della sua squadra. Voglio dire, il gesto tecnico di per sé di Clixoy, la sforbiciata con cui ha segnato contro il Verona, non è la cosa più difficile da fare per chi sa giocare a pallone. Solo che tendenzialmente uno quelle cose lì le fa, se le sa fare, insomma le fa magari in allenamento, le fa in spiaggia quando gioca a beach soccer. È molto raro che uno le faccia in partita, perché in partita se sbagli, cioè se sbagli è grave, perché Clixoy era lì davanti alla porta. Chiunque al posto suo quel pallone l'avrebbe controllato e se avesse fatto un buon controllo sarebbe potuto andare a concludere direttamente al retro, magari avrebbe appoggiato per un compagno, ma la stragrande maggioranza dei giocatori non avrebbe provato la conclusione al volo, e Clixoy l'ha provata perché lui sa di avere quella capacità e ha la personalità, insomma, per, come dire, sfidare anche il fallimento. Quindi è di questo che io mi sono veramente meravigliato, ed è questa cosa, per esempio, che ho detto a mister Pisacane poi nel post partita, non tanto il gesto tecnico, ma il coraggio che ha avuto nel produrlo. Sì, per lui è proprio, sembra quasi normale. Lui l'aveva proprio pensata, quindi da questo punto di vista mi pare anche, mi ricordo il gol al Torino, insomma, che lì sembrava che stesse perdendo palle, alla fine va a fare dei dribbling uno dietro l'altro e la va a piazzare lì all'angoletto. Altro giocatore importante di questo periodo del Cagliari è sicuramente Luca Mazzitelli, perché Sì. comunque ha dato esperienza, copertura, voglia, fame, insomma, e poi sta segnando. Tra l'altro un centrocampista Sì, certo. che segna, che tira da lontano, perché uno dei insomma delle negatività del Cagliari è sempre il tiro da lontano. Ricordiamo il primo gol di Gaetano quando arrivò con Ranieri, era il primo gol da fuori area. Mazzitelli comunque sta diventando sempre più un punto fermo di questo centrocampo. Sarà bello poi quando ritorneranno i vari Foloruncio, De Iola, insomma vedere un po' anche come Pisacane metterà un po' il centrocampo. Secondo te, al di là di tutto, Mazzitelli può continuare a essere un punto fermo anche col ritorno di De Iola, soprattutto De Iola, che Foloruncio magari fa un altro tipo di ruolo? Ma in realtà penso che questo sia una grande risorsa, il fatto che ci siano delle rotazioni credibili a centrocampo. È vero che in questa fase mister Pisacane si è affidato allo stesso 11 per 3 partite consecutive, ma non è detto che questa deve essere per forza la formazione titolare del Cagliari da qui alla fine del campionato. Chiaramente cambiano gli avversari, cambiano i momenti dei giocatori sotto il profilo atletico, magari anche sotto il profilo della testa, insomma, alle volte possono sentirsi un po' appesantiti anche a livello psicologico. Quindi è un bene che Mazzitelli da acquisto, da incognita di mercato, da potenziale, come dire, acquisto sul mercato perché era un'occasione, perché comunque è un giocatore che mette in panchina e ha l'esperienza, è passato insomma da quella dimensione ad essere invece un giocatore che può tranquillamente far parte dei titolari del Cagliari. Poi chiaro, c'è il vice capitano che è pronto a rientrare. Penso che il vice capitano a sua volta avrà a disposizione
e spazio all'interno delle rotazioni di centrocampo, ma è un bene che mister Pisacane possa avere diverse opzioni, perché per esempio un mio pensiero è che sì, benissimo queste 3 vittorie consecutive con la stessa formazione, però io credo che sia anche opportuno, adesso si va a Roma, è una partita completamente diversa, sta in trasferta, secondo me sarebbe opportuno, insomma, per questa partita pensare a qualcosa di diverso, e quindi come può essere per questa partita, può essere per altre partite, quindi Mazzitelli manterrà il suo, diciamo, più che aver acquisito un ruolo da titolare, ha acquisito uno status da titolare, mettendosi alla pari con altri componenti della rosa, come naturalmente De Iola e Foloruscio, che quando rientreranno chiaramente anche loro hanno lo status da titolare, possono essere titolari in una formazione anti-X, anti-Roma nel caso della prossima partita, potrà essere un anti-Inter quando si andrà a giocare contro l'Inter, o un anti-Como quando il Como verrà a trovarci e cercherà insomma di dimostrare che quello 0-0 insomma conquistato lì al Sinigallia è stato insomma un passaggio a vuoto, perché ormai chiaramente il Como sta lottando per l'Europa e quindi verrà qui la Domus con il proposito di portarsi via l'intera posta in palio. Oggi è l'ultimo giorno di mercato, Vince, infatti ci colleghiamo Sì. anche con Fra, nel senso che vedo anche la chat oggi abbastanza rumorosa, insomma, riguardo alle ultime news, ovvero... Vivace, non rumorosa, vivace. Beh, no, ma No, anche rumorosa, vedo anche le ultime, ci sono delle situazioni particolari. è curiosa questa cosa che si sta verificando oggi, no? Perché mi sembra che quando sarà stato, era novembre forse, i primi di novembre, vi ricordate che Luperto aveva avuto quelle 3 settimane in cui era rimasto un po' ai margini, ed erano uscite queste voci: vuole andare alla Cremonese, smentite seccamente e rismentite successivamente. Cosa succede l'ultimo giorno di mercato? Offerta ufficiale della Cremonese per Luperto. Diciamo, dispiace perdere un giocatore come Luperto, perché credo che al Cagliari abbia dato, però penso che abbia dato, e quindi non c'è niente di male se il Cagliari fa un'operazione di mercato sana per il bilancio, perché non conosciamo bene le cifre in questo momento, però io penso che questa operazione di mercato farà in modo che alla fine sarà come aver avuto Luperto qui a Cagliari 1 stagione e mezzo gratis, fondamentalmente, e non è poco per una società come il Cagliari, al netto del fatto che noi abbiamo visto che come centrale di piede sinistro abbiamo qua Rodriguez che può crescere benissimo, e abbiamo comunque un Obert che per natura è un centrale di piede sinistro, quindi nel ruolo in realtà la copertura c'è. E poi se giochiamo a 4 il problema nemmeno si pone del piede destro-sinistro, perché è arrivato Dossena e mi sembra che la coppia Dossena-Mina abbia funzionato abbondantemente, insomma possa fornire le sue garanzie. Ci sta. Fra, il tuo pensiero? No, ma allora bisogna, secondo me, noi non siamo tifosi, spiego sempre questo, dico sempre questo, quindi cerchiamo soltanto di analizzare quello che è il momento e la situazione, dando anche il nostro parere. Eccolo qua, la quota Gatti della settimana è rispettata. Esatto. Chi è questo? Come si chiama? Rudy. Grande Rudy. Rudy Feller. Grande. Il bomber, detto bomber. Vola tedesco, vola. È proprio di cosa stiamo parlando, Luca Di Leone? Che non siamo tifosi. Non siamo tifosi, no, quindi cerchiamo di analizzare la cosa in maniera professionale. Il discorso del bilancio è fondamentale in questa operazione per un motivo. Intanto il valore di Luperto a bilancio vai. giugno 2025 era di 2.700.000 euro scarsi, 2.696.000 e qualcosa. E il che vuol dire che con un ammortamento, quindi il costo di svalutazione, chiamiamolo così, annuale di circa 890.000 euro, a
il 30 giugno 2026, quindi tra meno di 6 mesi, da 5 mesi in realtà, il suo valore sarà sceso a 1.800.000. Al 31 dicembre il valore era di 2.200.000. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che, scusatemi, a fronte ancora di più di una spesa fatta a luglio 2024 di 3,5 milioni. Quindi, fatti questi dati, il Cagliari non voleva cedere Luperto e non vuole, secondo me, neanche adesso cedere Luperto. È la Cremonese che lo compra. Esatto, come scelta. E la Cremonese che ha un disperato bisogno di un giocatore che vuole Nicola, che lo vuole con quelle caratteristiche, un difensore esperto, bla 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 bla. Ok? 5 milioni vuol dire che incassati ora tu stai vendendo a più del doppio rispetto a quello che è il valore reale del giocatore in questo momento a bilancio. Quindi chi dice ne vale di più, quanto dovrebbe valere un giocatore di 30 anni che è un difensore centrale, che non gioca in nazionale, che ha fatto bene senza dubbio, ma sempre in carriera in squadre di bassa classifica? Nel senso, se Luperto dovesse costare 8, ve la butto lì, o 10, quanto costa Bremer? Per fare un esempio. No, magari sai, c'è stato l'episodio di Dossena l'anno scorso che il Como è venuto a prenderlo per 8 milioni e magari qualcuno, diciamo qualche tifoso appunto ricorda quel precedente. Ma questa operazione però dal punto di vista da bilancio è super intelligente. Sì, esatto, okay. È la stessa cosa, io condivido appieno. Poi dal punto di vista tecnico io in primis vi dico, io Luperto non lo cederei adesso. Quindi per prima che qualcuno poi faccia il fenomeno adesso nei commenti, sì, ok? Sì. Io non lo cederei Luperto, perché non lo cederei a prescindere. Ma penso anche che questa squadra possa fare a meno di Luperto. Penso, perché c'è Rodriguez da rivalutare, perché adesso il gioco che è stato fatto secondo me è stato: mettiamo l'esperienza nelle partite che contano, nelle partite che ci possono dare l'abbrivio decisivo, con queste 3 vittorie, 9 punti in 3 partite. Tanto di cappello veramente alla squadra. No, Fabri, non eri tu che hai il fenomeno, non mi riferivo a te. Dicevo, mettiamo gli esperti e poi vediamo. Non è il Cagliari che vende Luperto, è la Cremonese che sta strapagando Luperto in questo momento. Ok? Esattamente questo è il contorno della situazione. Il discorso contabile è fondamentale per un club di calcio, perché se no si fa la fine di Trapani, si fa la fine dell'Olbia come abbiamo visto in questi anni. Cioè, io capisco, veramente lo capisco, il discorso del tifoso, lo capisco, ma fidatevi che è peggio se alla fine la squadra non si iscrive, se la squadra c'è il mercato bloccato perché non hai soldi e quant'altro. E Luperto a giugno sarebbe partito, o partirebbe, 100%. Quanto potrebbe chiedere il Cagliari a giugno, anche se arriva in conference per Luperto, per un giocatore che avrebbe un anno in meno di contratto, quindi il club che ha ancora meno forza contrattuale nei suoi confronti? Ripeto, tecnicamente io sono d'accordo con voi, io non lo cederei, ma non cederei nessuno, io non cederei manco l'Uvumbo, vi dico, quindi cioè, se dovessi fare un discorso generale, non cederei nessuno, proprio per non rovinare in questo momento, ok? Però è un'operazione intelligente dal punto di vista economico, e le operazioni intelligenti sono fondamentali per gestire poi quello che sarà dopo, perché vendendo Luperto a 5 ora ti sei intanto ripagato il mercato invernale, prima di tutto, e te ne resta ancora, e soprattutto stai mettendo fieno in cascina per i riscatti di giugno. C'è Kilixoi in prima di tutto, Esposito, chi è l'altro che va? Folorunso, cioè sarebbe Sulemana, secondo me a quelle cifre comunque a prescindere non verrebbe riscattato, però in generale, quindi bisogna capirle secondo me queste cose, e Trapani c'entra invece, caro Massimo, ma che c'entra Trapani? Abbiamo stravenduto Piccolo e Zortea, non siamo in condizioni critiche.
Piccoli Zortea li hai stravenduti perché devi recuperare tutte le altre spese. Cioè voi pensate precedente. che il Cagliari abbia un tesoretto di 70 milioni da investire sul mercato a luglio? No, Col fatto che sono arrivati anche gli investitori? fu fatta la ricapitalizzazione da Giulini Esatto. per fare i riscatti. Capiamoci. Questa è un'operazione economicamente intelligente. Tecnicamente magari non condivisibile, anche se poi in realtà, come abbiamo detto, l'ha detto Vincenzo, c'è Rodriguez, c'è Obert, dai più spazio a Certo. Idrissi. Insomma, non è che sono possiete pochi mettere là Idrissi a dietro, sinistra, eh. certo, Non è che certo. sono pochi là E dietro. poi C'è comunque sempre- e poi c'è Dossena che ha già giocato a 4 con Mina, lo hanno già fatto. Cioè, sono due giocatori che si conoscono. Adesso non è che per forza se uno è di piede destro non può fare il centrale a sinistra Sì, nella linea certo, dei due. certo. Nella linea. È chiaro che se fai il barcetto di sinistra uno che è di piede destro è un po' più complicato. Ma in Però una lo linea fai 4, a parte che lo fai comunque. Perché a parte che lo fai comunque perché sei un giocatore non è quello il problema, professionista, esatto. però dico, ma a maggior ragione su una linea 4, i due difensori centrali, cioè se tu sei sulla parte sinistra del centro, cioè che cosa potrà mai cambiare? Stai difendendo, non devi tirare in porta. Quindi anche perché non fa il lavoro del Cagliari non è certo quello, diciamo, di avere è che il motivo per cui Dossena è andato via da Como, cioè non è che impostano il gioco, insomma, i difensori, quindi non è sto grande problema se poi dovesse giocare Dossena al fianco di Mina e occupare la parte del centro-sinistra. Poi appunto c'è Juan Rodriguez che cresce, c'è Obert che è un centrale di ruolo ed è di piede mancino. Tecnicamente il problema secondo me non si pone. È chiaro che Luperto ha dimostrato di essere un giocatore importante per il Cagliari, che ha dato tanto al Cagliari in questo periodo in cui è stato in rossoblù. Però insomma è un professionista, ha una carriera, quindi evidentemente anche lui si accetta l'offerta perché l'offerta gli dà delle condizioni più vantaggiose, se non altro gli estende la durata contrattuale, perché appunto andrebbe in scadenza l'anno prossimo a Cagliari. Poi magari a livello anche di emolumenti qualcosa viene rivisto al rialzo, e la società ha il suo vantaggio che hai spiegato benissimo tu, Francesco. Quindi in linea di massima, insomma, non ci vedo nulla di male, anche perché io vorrei ripetere, poi magari sarà un gufo incredibile, verrò crocifisso a fine stagione. Attenzione. No, perché la situazione del Cagliari, cioè, è piuttosto serena. Cioè, anche perdere un giocatore come Luperto che ti ha dato una certa stabilità, eccetera, eccetera, ed affidarsi adesso magari a Dossena che è tornato e gioca col piede destro, al centrale sinistro, piuttosto che a Juan Rodriguez che è un ragazzino, però ha fatto 2 o 3 partite buone, eccetera. In ogni caso, il Cagliari è piuttosto sereno, guarda il futuro con una certa serenità, perché con questo vantaggio mostruoso che ha nei confronti della zona retrocessione, considerando che le ultime 2 sono a 14 punti, considerando che mancano 15 giornate alla fine del campionato, considerando che la velocità di crociera per le squadre che stanno là dietro è minima, cioè io non dico che la quota salvezza è 28 punti, ma secondo me non è sopra i 31, quindi se si vince 31-34 forse. Io credo che veramente quest'anno sarà clamorosamente bassa la quota salvezza. Se abbiamo uno scontro diretto pazzesco adesso contro il Lecce tra un paio di settimane, cioè, post Roma. Certo, quindi dico anche togliere un elemento dalla squadra in questo momento qua, che è stato importante, non decisivo, è stato importante comunque, non credo che vada a incidere negativamente su quello che è il futuro del Cagliari, perché il futuro del Cagliari, dal mio punto di vista, ma io credo che se lo stanno cominciando a dire, non è più guardarsi alle spalle, il futuro di questa stagione. Non è più guardarsi alle spalle, secondo me il futuro è cominciare veramente a costruire in serenità e in fiducia per il futuro, cominciare a giocare con la testa libera, prendendosi lo scontro diretto di Lecce, innanzitutto, per impostare una squadra che l'anno prossimo possa fare ancora qualcosa di più per appagare giustamente le esigenze dei tifosi che vogliono vedere un Cagliari, insomma, non condannato tutti gli anni a salvarsi l'ultima giornata, ma possibilmente, insomma, piano piano negli anni a scalare le posizioni in classifica.
adesso io non voglio fare il menagramo, però tutti dicono se si infortuna a Mina, se si infortuna a Luperto. Beh, Luperto se si infortuna è un problema di Nicola. No, ma dico, cioè, per chi dice no, ma non, se si infortuna a Mina poi riparte tutto da zero, ma se si infortunasse invece Luperto invece di Mina, faccio un esempio stupido. Cioè, certo, se rimane e si rompe Luperto. Mi sembra certo. che ogni tanto alcune prese di posizione siano appunto prese così tanto per andare contro un po' a prescindere. Ripeto, io non lo venderei e lo ripeto per la 152esima volta in questa diretta, lo dovrò ripetere anche stasera sicuramente, perché sicuramente sarà così. Prima leggevo, tutti strapagano i giocatori, al Cagliari non li strapaga nessuno. Ragazzi, 5 milioni per Luperto è strapagato, perché il suo valore a giugno è di 1,8 milioni, cioè stai prendendo 3 milioni e 2 in più. L'hai pagato 3,5 l'anno scorso, agosto e luglio 2024, a febbraio 2026 stai prendendo 5 milioni. E l'esempio del Trapani prima è semplicemente fatto perché spesso si fa il passo più lungo della gamba. Se questo Cagliari deve crescere con calma, con pazienza, con il giusto tempo, questo tipo di operazione è un'operazione che serve per quello. Io capisco che il tifoso di pancia non lo capisca. Ci sta. Però bisogna... Beh, per questo ci sono le figure di mediazione come dovremmo essere noi, insomma, per interpretare gli eventi. Si cerca un po' di spiegare quella che è la situazione. E poi si possono fare mille discorsi, assolutamente. Però se si continua a pensare che il Cagliari, dopo queste 3 vittorie, dopo il messaggio che ha lanciato, dopo questo inizio di stagione, necessariamente debba ripombare nel baratro, perché la storia ha detto questo, allora ragazzi non si crescerà mai a livello di piazza, non si crescerà mai, perché si guarderà sempre soltanto al negativo, si guarderà sempre soltanto a quello che può andare male, e quasi che si stia aspettando che questa squadra perda nuovamente per poter andare contro l'allenatore, il gioco, la classifica e quant'altro. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Vi faccio un altro esempio. Io ho una macchina di 12 anni, scusate, non di 14 anni, di 12 anni, che credo il suo valore di mercato adesso sia di 3.000 euro, 3-4.000 euro, una cosa del genere. E se arriva Vincenzo, che ha disperato bisogno di una macchina, mi dice: me la vendi la tua macchina? Scusa, io no, non te la vendo la mia macchina. Guarda, ti do 6.000 euro, 7.000 euro per la tua macchina. Allora io ci penso, perché chiaramente dico, cavolo, cioè mi sta dando più del doppio di quello che vale la mia macchina adesso, una macchina che ha un sacco di chilometri, una macchina usata, tutto quello che è. Vabbè, forse con i soldi che mi dà Vincenzo riesco a organizzarmi, che so, con un noleggio a lungo termine, vedo un po' che... Vale lo stesso discorso per i calciatori, uguale. E il fatto che si continui a dire ma si ingrassa il portafoglio di Giulini, ragazzi, non avete capito niente. Non avete capito niente. Mi dispiace, perché non avete mai studiato bilanci, evidentemente. Non avete mai letto gli articoli di Matteo Zizzola sui bilanci, banalmente. Perché vuol dire solamente parlare tanto per parlare. Quindi continuate a commentare, ci mancherebbe, continuate ad avere il vostro pensiero. Noi saremo sicuramente i presuntuosi, i polemici, quelli che si offendono, bla bla bla. Ti faccio sorridere, dai. Ti faccio sorridere. No, possiamo dire che Cagliari non è Verona. Cioè, non è come a Verona, che ogni mercato di gennaio escono giocatori a 20 milioni e poi non si capisce perché, cioè, il Verona c'ha sempre un disperato bisogno di soldi. Cioè, qua sta uscendo un giocatore sopravvalutato, a cifre comunque molto contenute, però decisamente sopravvalutato per quella che è la quotazione di mercato. È un'operazione finanziaria che fa bene al bilancio della società, perché certo le squadre di calcio sono anche delle aziende, quindi chiaramente in primis oltre che... sono delle aziende, sì, ormai certo, è questo il discorso. Certo, no, per dire che oltre che inseguire dei risultati sportivi, poi chiaramente a seconda, proporzionalmente agli obiettivi che si possono porre, quindi oltre a perseguire dei risultati sportivi, hanno anche dei risultati economici e finanziari, perché sono delle aziende, se no falliscono. E questa operazione qua evidentemente si inserisce nel lavoro che deve fare anche un'azienda.
per tenere diciamo in ordine i propri conti e per non incorrere in eventuali sanzioni, quali può essere il Napoli, per esempio, quanto c'ha in cassa? Forse tu te lo ricordi, Francesco, 90 milioni, 120 milioni, però può fare mercato solo a saldo zero. Come è possibile? C'ha un disavanzo, c'ha un utile di 100 milioni più o meno, però per effetto appunto di come funzionano i bilanci nelle aziende non può operare in passività in questo momento. Quindi l'operazione si inserisce in questo tipo di contesto. Dal punto di vista, come dire, affettivo può essere in qualche modo discutibile, dal punto di vista tecnico secondo me non impatta più di tanto sulla squadra, dal punto di vista finanziario evidentemente ha degli effetti positivi su quello che è i conti del club, e comunque bisogna vedere se poi effettivamente va a buon fine. Certo. Vabbè, non lo so. E tutti state dando per scontato poi che Luperto voglia restare a Cagliari fino alla morte. Io su questo non ci metterei la mano, sinceramente. Sul fatto che ancora una volta ci sia il discorso del pressing della Cremonese. Ricordatevi che gli affari si fanno sempre in tre quando si parla di calciomercato. Perché sono le due squadre che cedono, ma se il giocatore non vuole andare, non va. No, infatti è il giocatore che decide la firma. L'esempio di Lupumbo, scusatemi, è lampante. Cagliari e Damac, la squadra araba, erano già d'accordo da giorni e Lupumbo non vuole andare e l'affare probabilmente salterà quel tipo di affare. Se Luperto invece accetta di andare a Cremona, se è fatta per il trasferimento a Cremona, probabilmente ma perché è così, Francesco? Di non detto che noi no, non Francesco, sappiamo. No? Perdonami, diciamo adesso funziona così, da diversi anni funziona così, cioè è il giocatore che decide. Perché il contratto lo firma il giocatore. Negli anni '80 non era così, il cartellino del giocatore apparteneva al club, il destino del giocatore era totalmente nelle mani del club, non esisteva lo svincolo, non firmavano contratti per 2 anni, per 3 anni, per 5 anni. C'è stato un giocatore come Serena che è stato praticamente per tutta la carriera di proprietà dell'Inter, perché l'Inter lo dava in prestito, ma non è che gli rinnovavano il contratto, semplicemente perché non l'aveva mai venduto finché poi è tornato all'Inter, ha fatto qualche stagione di livello assoluto, andando poi a vincere lo scudetto dei record, come è passato alle cronache, quello vinto dai nerazzurri di Trapattoni. Però nel calcio di oggi i contratti hanno una durata ed esistono solo per effetto della firma che viene apposta dal giocatore. Se Luperto non vuole andare a Cremona, basta che non firma il contratto. Esatto, non può essere obbligato. Non può essere obbligato. Non vorrei che 153esima volta io Luperto non lo cederei. Forse solo per 10 milioni lo cederei oggi. Ok, io sto cercando semplicemente di spiegare quello che è la ratio che sta portando il Cagliari a cedere. Ok, a me non mi entra nulla in tasca, quindi né che Luperto resti né che Luperto se ne vada. No, aspetta, nulla in tasca. No, ti entrano 7.000 euro, ti entrano. Capito? Per la macchina. Siamo d'accordo così, no? Ormai l'affare è fatto, non ho capito, ma la condizione è che Luperto vada a Cremonese per la cessione. Non ho capito. No, 7.000 euro la prendo quella macchina là, cioè proprio la voglio. Chiusa. Trattativa chiusa. Trattativa chiusa. Ci penso seriamente. Non so quanto anzi no, in realtà ti conviene perché ho appena fatto una. Però sai cosa voglio? Sai cosa voglio trovare? Sai cosa voglio trovare nel bagagliaio? Attenzione. Ecco. Cosa? La Maton. Allora, lì sale a 10.000 sicuramente il valore della macchina. Altro che. Comunque, insomma, ripeto, vedremo. Leggevo giustamente prima alle 11:13. Scusa, Francesco, spieghiamo che si tratta di una chitarra, perché è una chitarra acustica di pregio. È una chitarra acustica di pregio. Esatto. Per quello che ha detto quello. Ma cosa vuol dire, Luca? Cosa vuol dire? La società sta sbagliando. La società sta prendendo la sua decisione. Io non l'avrei ceduto. Poi vedremo cosa dirà il campionato. Ognuno ha il suo pensiero. Tu sei sempre contro e quindi resta sulla tua posizione contraria, ostinata e contraria, come diceva giustamente De André, e fallo senza nessun problema. Tanto lo sai, non ti abbiamo mai impedito di commentare. Continua a commentare
anche stasera, domani, i prossimi giorni. Tu hai la tua idea, io tecnicamente non l'avrei ceduto, punto. Ma non ho io il portafoglio, perché non gestisco io gli affari del Cagliari, quindi se il Cagliari ha deciso che era un'operazione da fare, io vi ho detto, economicamente è un'operazione intelligente, ok? Punto, finito. Quindi non mettetemi in bocca cose che non ho detto, non provate a farlo, perché poi anche nei commenti, no? Ho dovuto rispondere a un po' di persone anche sul sito, perché in questi giorni evidentemente c'è questa grande mania di darci un po' contro, e va bene, cioè ognuno la pensa come vuole, e ci mancherebbe altro. Io vi ho solo spiegato quella che è la ratio della cosa. Io non la farei dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico però la farei, perché è intelligente, è un'operazione intelligente. Chi dice che sono 2 milioncini di plusvalenza fatti adesso, e sono 2 milioni, che sono di più in realtà, perché vi ho detto che sono 3,2, non sono 2 milioni di plusvalenza, è un'operazione intelligente, perché con quei 3 milioni ti sei ripagato Alberracin e Raterink, ok? Quindi è così, cioè chi fa impresa lo sa che deve fare i conti, ma anche semplicemente chi ha una famiglia lo sa. Il problema è che giustamente il tifoso se ne frega un po' di quelli che sono i discorsi economici, perché pensa soltanto al campo e al gioco. Ed è giusto, perché quella è la sua funzione. È giusto così, non deve pensare troppo ai bilanci. Però i bilanci ci sono, e per andare avanti, purtroppo o per fortuna, funziona che li devi seguire, li devi rispettare le regole. Perché se no la finisci come le altre squadre. Io prima ho citato degli esempi ovviamente limite, però gli esempi limite servono per capire che non è che la società fa quello che vuole, anche soltanto per andare per accontentare i tifosi in qualche modo, perché i tifosi del Trapani erano felicissimi all'inizio della stagione e l'anno scorso, adesso non lo possono vedere dipinto il presidente. Parlo di quelli del calcio, del basket lasciamo perdere, visto come è finito in maniera drammatica, ok? Quindi questa è un po' la situazione. Vedremo. Alle 11:20 ancora un giocatore del calcio aperto e diretto però a Cremona. Vedremo cosa dirà anche la società. Io credo che nei prossimi giorni ci sarà la conferenza stampa, certo, di Angelozzi. Isidor, se non vogliono andare i giocatori, non li puoi costringere ad andare. Se Luvumbo non vuole lasciare Cagliari, resterà a Cagliari. E non puoi fare una plusvalenza su un giocatore che non puoi vendere, perché chiaramente non gli puoi imporre di andare. E idem a Zappa. Idem su Zappa. Per me Zappa è più insostituibile di Luperto, per dire. È più complicato sostituire Zappa di Luperto, vedendo la rosa del Cagliari, per esempio. Ok? Zappa è anche un giocatore che ha 3 anni in meno di Luperto. Un giocatore che è uno dei capitani, però forse piace meno rispetto a Luperto e quindi è sacrificabile, no? No, poi Zappa è anche più spendibile in diversi ruoli, perché Luperto fa il centrale e Zappa invece insomma può fare tutta fascia in un 3-5-2, fa il terzino, ti fa l'occorrenza anche il braccetto. Certo. Non a caso il Napoli in prima battuta, prima di scoprire che l'infortunio di Di Lorenzo non è così grave, aveva pensato proprio a Zappa, perché può essere, diciamo, come lo stesso Di Lorenzo, insomma, spendibile in diversi ruoli. Certo, chiaramente con le dovute proporzioni. Zappa non è Di Lorenzo, però in una squadra come il Cagliari Zappa senz'altro è utile, proprio per la sua possibilità di essere inserito in diverse funzioni. Giusto per rispondere al volo ad Antonio, con Rodriguez, gioca Rodriguez, torna Rodriguez titolare, molto semplicemente. Ce l'hai, non avendogli fatto giocare queste 3 partite, lo hai punito forse anche un po' troppo dopo l'errore di Genova. È un patrimonio del club, è un giocatore che ha dimostrato di poterci stare in Serie A. Vi ricordo che tutti eravate super Rodriguez, mitico Rodriguez, magico Rodriguez, abbiamo trovato il nuovo Diego Lopez, e poi queste cose chiaramente si dimenticano nell'arco di poco tempo, per cui ripeto, bisogna anche trovarsi nelle situazioni per poi gestire, perché per esempio di Zappa non abbiamo ancora una cifra, quella che sarebbe la cifra possibile di una possibile cessione, di un possibile passaggio alla Fiorentina.
Cioè, io ripeto, la cosa più intelligente della cessione eventuale di Luperto a livello economico è il fatto che tu stai facendo strapagare un giocatore a una diretta concorrente, a una squadra che deve spendere perché è in crisi, perché i risultati dicono questo, perché se no magari Luperto un mese fa, la Cremonese avrebbe offerto 2, perché la cifra era quella. Era 2. Ok? Quindi... poi ripeto, 154esima volta, io Luperto non lo cederei, però se il club decide così vedremo. Dal punto di vista economico è un'operazione intelligente, su questo ci sono poche cose da dire, cioè perché sono i numeri che lo dicono, ok? Lo dicono i numeri, quindi va bene ragazzi. Va bene, avete capito comunque quello che è il discorso. Tanto Pintus va al Cosenza, prestito fino al termine della stagione per il giovane difensore 2005 del Cagliari, prestito secco ovviamente, con la speranza di trovare spazio, quello spazio che non ha trovato fin qui. E questa è una buona operazione secondo me, perché così almeno va a giocare in Serie C, una squadra ambiziosa, una squadra neoretrocessa, cioè che di fatto è retrocessa dalla B l'anno scorso, quindi vedremo. Comunque, intanto ci chiedevate, sì, stasera c'è la puntata di mercato. Aspetta, dovrei aver scaricato anche il palinsesto, vediamo un po'. Eccolo qua. Vabbè, le 10 ovviamente ora, sta finendo. Buongiorno 131, 18:15, Cagliari Social Arena con Luca Di Leonardo e i suoi ospiti, mentre io vi aspetto alle 19:30 insieme a Roberto Pinna, come sempre con lo speciale di 131 Market per la chiusura del mercato. Restate comunque connessi con 131 sul sito, perché abbiamo attivo e operativo chiaramente il live di giornata, e con tutte le ultime, non solo del Cagliari ma anche delle altre squadre, come per esempio anche la Torres. Vedremo se ci saranno movimenti in entrata e in uscita anche nel capo di su, e vedremo soprattutto cosa si muoverà anche in casa Cagliari. Io credo che qualcosa in entrata ci sarà ancora, soprattutto in base a queste eventuali uscite, e vedremo un po'. Va bene. Salutiamo ragazzi, innanzitutto Vincenzo. Grazie Vince per essere stato con noi, ci vediamo presto. Alla prossima ragazzi. Grazie mille Vince, buona giornata, sarà buona giornata a voi. Giornata. Ciao. E niente, sarà un lunedì. Guarda, già sono nero perché sono sveglio da prestissimo. Esatto, oggi diciamo che sono meno paziente per quello. Quindi, anzi, vi chiedo anche scusa se sono stato un po' antipatico, più del solito, perché capisco di non essere molto simpatico, ma oggi probabilmente ancora di meno, ma perdonatemi perché sono sveglio da molto presto, non ho dormito niente, quindi e anche quello. Sarà una giornata infinita, perché appunto fino a quando non chiudiamo il 131 Market, la puntata di stasera, credo che sarà molto più tardi delle ore 20, però comunque fino a stasera, quindi sarà un lunedì lungo, quindi anzi vi chiedo già pazienza, quindi grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito, e grazie a quelli che ci seguiranno anche in replica ovviamente. Quindi abbiamo detto stamattina il primo passaggio l'abbiamo fatto, il primo è fatto, 18:15 Cagliari Social Arena, 19:30 131 Market, domani invece di nuovo alle 10 con 131. Tra l'altro devi trovarmi l'ospite, Luca Di Leonardo, domani il primo ospite ci manca, ti ricordo, lo so, Diablo è intoccabile, sì. Anche perché vogliamo capire anche i suoi commenti. Esatto. Domani sarà un po' freddo, dopo che passerà la notte sarà un bel commento sul mercato. Esatto. Ormai quello sarà fatto e non se ne parlerà più.
Io non vedo l'ora che finisca, perché ragazzi, veramente situazione. Però io quello che posso dire nel discorso di Francesco, che ovviamente ci sono due punti diversi, il punto calcistico e il punto economico. Sono due cose che non devono essere necessariamente parallele. È ovvio che da un certo punto di vista uno può commentare con la pancia e dall'altro punto di vista però devi pensare anche al discorso economico. Quindi è ovvio che un tifoso magari non capisce certe situazioni, ma ricordatevi una cosa, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, però l'ha ricordato prima Fra, 1 mese e mezzo fa, 2 mesi fa, non erano queste le situazioni di Luperto. Poi, personalmente, mi spiace tantissimo, assolutamente, però il Cagliari non è scoperto, anche perché si sono fatte delle valutazioni riguardo a chi? A giocatori come Rodriguez 2005, che deve avere esperienza. È stato riportato Dossena. La mia domanda è stata chiara a Pisacane. Pisacane ha detto: Dossena ci servirà, Dossena ci dà, conosce già l'ambiente, conosce già come si deve giocare, conosce già determinati movimenti. Quindi, al di là di tutto, ricordatevi un'altra cosa importantissima, che se il giocatore non vuole andare, l'operazione non si fa. Semplice. E tenere un giocatore in campo che non è concentrato al 100% è meglio che vada da altre parti. Non sto dicendo che Luperto non sia concentrato, ci mancherebbe, però sto dicendo che se vengono fatte determinate situazioni, un accordo si fa in 3, non da soli. Quindi non è tutto oro quello che luccica, ma non è marrone solo quella, come si suol dire. Il Cagliari è più 11, ok? Sul terzultimo posto. Quindi, beh, scusa, dai, leggo certi commenti, e io non ho letto quelli di sabato. Cioè, possiamo io penso, chiudere con questa. Ragazzi, è stata una puntata epica, cioè tra Vincenzo che entra dicendo buonasera, Thor, e poi questa. Il gatto. Che poeta, il nostro Luca Di Leonardo, ragazzi, un poeta pratico, il poeta della praticità che tutti noi ci meritiamo, direi, no? Esatto. Meno male che esiste Di Leonardo, ragazzi, che tra l'altro maledetto, stasera lui va a giocare a calcetto, mentre io vorrei vedere. Mentre io devo stare qua a chiudere il mercato con 131 marchi. Il signorino devo andare a sfogarmi. Il signorino, capito? Va a giocare stasera, quindi mi raccomando, ditegliene tipo 12, non 4 ma 12 proprio, perché è così, insomma. Va bene. Ragazzuoli, ci vediamo, ragazzi, ricordiamo. Magari ci ritroviamo stasera e Luperto è ancora giocatore del Cagliari perché ha rifiutato di andare a Cremona, Capito? E lì si ride. Esatto. Purtroppo non credo, però sarebbe una bella cosa dall'ultimo giorno. Magari arriveranno altri giocatori, attenzione. Quindi la valutazione finale si fa a mercato chiuso, non ora. Va bene? Grazie a Ste su Telegram, grazie. Se lo merita. Dai. Grazie Ste, ti voglio bene anch'io. Dopo questa poesia, dopo questa chiusura poetica, veramente. Credo che non si possa fare di meglio. Cioè, hai tolto tutto l'interesse che c'era, tutto l'hype che c'era prima sul discorso mercato, il nervosismo e tutto. Te sei uscito con questa perla, questa massima incredibile. Magari dati. Va bene, io mi dissocio ovviamente da direttore della testata, mi dissocio dall'esempio che figure che mi fai fare veramente. Ciao, dai, ciao. A dopo. Sono le 11:31, andiamo di sigla. Ciao a tutti, ragazzi. Ci vediamo alle 18:15 e poi 19:30 con la diretta ai 131. Ciao. Non si parlerà di cose marroni. Ciao. Esatto, ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta. L'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.